Oggi abbiamo presentato l'offerta formativa, ma non solo quello, ma abbiamo anche presentato quello che saranno nei prossimi giorni i saloni dell'orientamento, che è una tradizione che oramai negli anni serve ad avvicinare gli studenti all'università e a presentare quello che è la nostra offerta formativa e quello che possono trovare nel nostro Ateneo. In realtà però il rapporto con il mondo della scuola, come ho detto prima, deve essere coltivato durante tutto l'anno, non soltanto in questo momento. È importante informare gli studenti, ma è importante soprattutto avvicinarsi alla scuola e non soltanto agli studenti, ma anche, come dicevo, ai docenti delle scuole superiori, in modo tale da poter fare una didattica che sia quanto più possibile moderna e più vicina a quelle che sono le esigenze e il modo di apprendere e di porsi dei nostri studenti nei confronti del sapere. Quindi giornate dell'orientamento che servono un momento importante nella vita della nostra università, però sono tutto un anno di lavoro continuo, di rapporti con la scuola per formare i nostri studenti. Oggi in particolare abbiamo firmato un accordo con delle scuole per una rete di scopo che ha proprio la funzione di avvicinare ulteriormente le scuole e l'università e di permettere scambio di studenti e docenti fra scuole e alcuni istituti. Il tema non è soltanto quello di portare studenti all'università, ma è quello proprio di formare e di informare i nostri studenti sull'importanza del sapere, della ricerca e che cosa significa poter diventare cittadini attraverso lo studio.